Allora, la Polizia Postale è una specialità della Polizia di Stato, è una struttura che conta quasi 2000 persone su tutto il territorio nazionale. In Veneto, più precisamente, contiamo su una struttura di quasi 100 professionisti super specializzati e particolarmente attenti a tutto quello che viene sulla rete. Ovviamente abbiamo una serie di competenze che ci vengono demandate dagli organi centrali e queste 100 persone, queste quasi 100 persone che stanno sul territorio veneto e che sono organizzate su tutte le province con una particolare attenzione a quello che è Venezia, Mestre, dove siamo sicuramente in numero superiore agli altri uffici, perché è diciamo, la sede del compartimento e conta di una 55-60 persone. Gli altri però sono nelle varie province del Veneto, però con delle importanti specializzazioni e con delle risorse per cui la Polizia Postale va sicuramente orgogliosa. Le materie, come lei mi chiedeva, vanno dalla pedopornografia online al contrasto, all'attività sia di prevenzione che di contrasto al fenomeno della pedopornografia online, alla protezione delle infrastrutture critiche sotto l'aspetto della sicurezza informatica o, come si suol dire in gergo, della cyber security, e su questo c'è tutta una nuova organizzazione che sta mettendo a punto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Polizia di Stato, per rendere ancora più sicure reti, perché è evidente sia e sarà il futuro dell'economia e del commercio e di tanti settori come quello dei servizi pubblici essenziali, pensiamo alle comunicazioni, pensiamo ai trasporti, pensiamo all'erogazione di servizi, all'erogazione di acqua, di gas, di luce e tanti altri. In più ci occupiamo anche in maniera importante di quello che è il fenomeno del financial cybercrime, quindi le frodi informatiche che vi posso garantire sono molto copiose, sono sempre molto sofisticate e molto difficili da investigare. C'è una differenza sostanziale tra frode e truffa? La differenza essenziale nei due aspetti è che nelle frodi online la mano criminale è una mano che è mossa da delle conoscenze informatiche un pochino più consistenti. Nella truffa noi riscontriamo che di fatto è la falsa messa in vendita di un bene a cui consegue il pagamento da parte di colui che è l'acquirente, e il presunto venditore poi sparisce con il provento del reato e non ha mai avuto nessuna intenzione di mettere in vendita un determinato bene. Nelle frodi noi siamo molto attenti perché anche in quest'anno abbiamo avuto vari episodi, parliamo di fenomeni che sono contraddistinti o conosciuti in gergo come man in the middle, cioè l'uomo di mezzo, man in the middle, METM, e sono quando appunto questi criminali si interpongono in una trattativa commerciale, per esempio, nella quale quando si concretizza il pagamento che l'azienda A deve pagare all'azienda B, che magari può essere anche oltre frontiera, anzi in molti casi oltre frontiera, vengono modificati gli estremi del pagamento e quindi i soldi non vanno al legittimo, al titolare della transazione, ma vanno nelle mani di questi gruppi criminali. Questi sono fenomeni molto, molto frequenti, ci sono state varie segnalazioni anche nell'anno che è appena passato. Devo dire con orgoglio che la mia struttura nel settore è riuscita in alcuni casi a intervenire prontamente, e questo è importante, che le persone che subiscono questi tipi di attacchi, questi tipi di reato, si confrontino al più presto con il nostro ufficio, con l'ufficio della Polizia Postale e delle Comunicazioni. Questo può a volte consentire, nell'arco però ribadiamo di 24-48 ore, di recuperare la somma che è andata ed è stata trasmessa al delinquente, al criminale. Nel caso delle truffe, anche in questo campo, quest'anno l'anno appena passato è stato caratterizzato da due tipologie di truffe, oltre che per le truffe e-commerce, che quelle vanno sempre di moda purtroppo, e a quelle noi sistematicamente facciamo i comunicati stampa per dare delle linee guida in modo tale da non far sì che le persone non caschino nei trucchi di questi criminali. Sono le truffe romantiche e le cosiddette truffe del trading online. E per capirci, la truffa romantica
è la truffa con la quale una persona, solitamente di sesso femminile, di mezza età o di terza età, viene avvicinata sui social da un avvenente soggetto dell'altro sesso che magari palesandosi come militare dislocati in una regione di guerra o un famoso chirurgo che si occupa di interventi particolarmente delicati, diciamo, raggirando la persona, riesce a farsi, cercando di far breccia nel cuore di questa persona, nella solitudine di questa persona, cercando proprio di circuirla e in molti casi abbiamo purtroppo verificato, riuscendoci, riesce a farle cedere del denaro e si parla anche di qualche decina di migliaia di euro, a volte siamo arrivati anche al centinaio di migliaia di euro. Anche in questo caso sicuramente l'avviso immediato, se la transazione è stata fatta il giorno prima, si può provare a bloccare, certo, sicuramente, però in questi casi è più difficile riuscire a convincere, sembra brutto questo da dire, la parte offesa, renderla edotta con chiarezza che siamo di fronte a una situazione di raggiro. Molte volte non vogliono credere perché sono state circuite talmente bene che sono convinte di avere di fatto a che fare con una persona che ha manifestato l'interesse nei suoi confronti anche a sposarla. Per quanto riguarda invece il trading online, sono queste fantomatiche piattaforme di trading, sapete cos'è il trading, l'acquisto e l'investimento online, che nascono, non sono quelle legittime, perché ci sono delle piattaforme che vengono riconosciute dal Ministero delle Finanze, c'è un elenco sul web ci dà tutto e il contrario di tutto, quindi se uno fa un'adeguata informazione riesce a avere le notizie che gli servono per non cascare nei raggiri, negli artifici, anche facendo spesso riferimento ai nostri siti. Noi spesso pubblichiamo notizie di questa natura, quindi sarebbe opportuno che prima di farci prendere dalla smania di un promesso l'autoguadagno in breve tempo, magari ci fermassimo un attimo a riflettere e capire che di fatto, così come nella vita reale, neanche sul web, nessuno ci regala niente.